Ciao a tutti amici da Napoli e l'87. Sono in mezzo al bosco, sono a Orciatico, un paese che non trovate sulla cartina. Insomma, parliamo del calciomercato del Napoli ancora una volta, però parliamo della questione attaccanti. Ci sono tanti profili giovani. Come sapete, praticamente il presidente De Laurentiis cerca sempre un attaccante giovane. Profili degli attaccanti sono Azmoun del Zenit San Pietroburgo, un giocatore sì interessante dove ha fatto una stagione, diciamo, circa tutti quanti hanno fatto una media intorno ai 20 gol. Diciamo questi giocatori si equivalgono un po', perché sono più o meno la media è quella lì. C'è chi ha fatto di più in base alle presenze, c'è chi ha fatto di meno proprio per le presenze, o chi ha trovato meno spazio, tipo Jovic, che anche lui è un classe 97, poi c'è un classe 98 Oisman da Lille, e poi c'è classe 99 Malen dal PSV Eindhoven. Sentendo i nomi, Osman, Azmoun, chi cacchia, chi l'altro, Melen, Belen, cioè da dove vengono? Cioè, ti sembrano nomi da mangiare, non lo so, cioè, nomi strani, però De Laurentiis ci ha sempre azzeccato con i giocatori, perché ha preso i giocatori che magari non erano conosciuti e hanno fatto la differenza. Però la cosa mi fa paura perché tipo Oisman, sì, ho visto un po' di video, ho visto che un giocatore interessante fa delle giocate, dei gol molto spettacolari, un giocatore che ha fatto bene in Francia, si sta confermando ancora in Francia, però capiamo tutti, in Francia non è l'Italia, con tutto rispetto, la Liga non è il campionato italiano, non è la Premier League, non è la Bundesliga, cioè capimmoci un attimo, come in Eredivisie dove gioca Melen, no Belen, Melen, che anche lui è un giovane interessante, 19 anni, può far bene, cioè sono promesse che tanto possono far bene come possono far male, capito? Cioè non ti puoi tanto affidare su questi giocatori. Jovic viene dal Real Madrid, però nella stagione prima è stato all'Eintracht Francoforte, giocava in Bundesliga, dove ha fatto 25 reti, ma l'ha fatti in Bundesliga, avete capito? In Bundesliga non li ha fatti in Ligue 1 o Eredivisie, che in Bundesliga è già un tantino più difficile. Che ne dite? Io penso di sì. Poi è andato al Real Madrid, non ha trovato spazio, ovviamente c'è Benzema, un po' come Callejon al Real Madrid ha trovato poco spazio perché c'era un certo Cristiano Ronaldo, poi c'è stato James Rodriguez, il Callejon dove giocava. Fatemi sapere voi quale preferite, il profilo che preferite. Osimhen sembra un pochino migliore degli altri secondo me, però ripeto, ha giocato in Ligue 1. Un pensierino anche a Jovic forse, perché Jovic, come vi ho detto, ha giocato bene in Bundesliga, poi in Spagna ha trovato poco spazio perché c'erano giocatori preferiti a lui e secondo me Jovic sarebbe al caso del Napoli. Io metto prima di tutto Jovic, oppure vorreste il rinnovo di Milik e non puntare su questi profili qui. Io prima di tutto avrei cercato un giocatore come Immobile che conosce il campionato italiano, però ovviamente la Lazio, cioè lo Tito lo sappiamo come spari 100 milioni, a te pigli 100 milioni, De Laurentiis come vede che metti 100 milioni, vatta a cuccare, dice lo Tito, non ci vediamo più perché me ne va, che non voglio vedere niente, fa finta che non ho detto niente, dice De Laurentiis. Poi c'è Belotti che potrebbe rientrare, diciamo, nei parametri del Napoli, però anche lì Cairo uguale, cioè taccire, cioè mette 80-90 milioni a Belotti. È vero che ora non vale più quella cifra per tutto quello che c'è stato, coronavirus e quello e quell'altro, i prezzi sono calati e tutto, però Belotti, Milik, mi tengo a Milik, più o meno sono uguali. Voi dareste ancora opportunità a Milik? Secondo voi Milik è superiore a questi nomi che hanno accostato al Napoli? O fareste un pensiero per Oisman, Superman, chi cazzi è? Belen, Melen, cioè, ma sti nomi, boh, a dove cazzo esce? Poi, chi cazzo c'è? Jovic, poi Azmoun, nato un nome strambo, e poi o se no vi tenete a Milik, o se no ci teniamo Milik. Cioè, fatemi sapere voi. Io avrei preso uno fra i Cardi ormai sappiamo al PSG, Immobile alla Lazio, perché la Lazio fa Champions e se io con scudetto non penso che va via. Sono rimasti questi qui, Jovic, Superman, Belen, Azmoun, oppure Milik. Fatemi sapere nei commenti chi preferite. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto ragazzi venite sotto il video di Napoliello87 e cliccate su iscriviti, tanto non vi ho bruciato un rito e non pagate nemmeno niente, che cazzo.
Buona domenica a tutti amici. Da Napoli 87 e sempre e comunque Forza Napoli.